Ciao a tutti amici miei. Domanda un po' bollente. Quante volte vi è capitato di essere in giro ed avere improvvisamente bisogno di andare in bagno e non saper come fare? Beh, io so come fare. Ecco. Non per niente, infatti, uno dei primi acquisti, dei primi accessori che ho fatto per il furgone è stato proprio un portapotti. In questo caso un Tedford 365 con un indicatore di livello di riempimento del serbatoio, una pompa a pistone non a soffietto, quindi un po' più efficiente e un po' più duratura nel tempo. E niente, andiamo ad aprirlo e a vedere insieme un po' nel dettaglio questo VC portatile. Eccolo qua. Scatola vuota. Come in tutti gli unboxing che si rispettino deve esserci il momento spellicolatura. Sempre soddisfacente. Lo apriamo e qui abbiamo le istruzioni e il tappo del serbatoio di scarico. Ok, tappo del serbatoio. Lo andiamo ad aprire. Eccolo qua. E tappo del bocchettone. Caratteristiche veloci. Serbatoio dell'acqua pulita, quindi quella dello sciacquone, diciamo, di 15 litri, e 21 il serbatoio delle acque nere, chiamiamolo così. Abbiamo già, come in tutti i botti, un porta liquidi qui sotto, un porta oggetti per tenere il liquido disgregante, che io non ho usato perché ho preso le bustine, semplicissimo da montare e smontare. Dimensioni 43 cm per 38 per 41 circa, rispetto al modello più base è già più alto col serbatoio maggiorato e quindi ha di conseguenza una altezza di seduta molto più comoda. Questa è la ghigliottina che permette di aprire la valvola di scarico e basta. Lo prepariamo e lo portiamo in furgone. Per prima cosa andiamo a riempire con 15 litri d'acqua il serbatoio dello sciacquone e andiamo ad aggiungerci anche un liquido che, oltre a dare un po' di profumo, igienizza un po' la tazza ogni volta che andiamo a scaricare con la pompa. Bene, una volta messa l'acqua andiamo ad aggiungere 100 ml di prodotto . Ecco fatto. Bene, ora andiamo a preparare il serbatoio delle acque nere con il disgregante, quindi per comodità lo faccio da qui. Apriamo la ghigliottina, andiamo a versare circa 1,5 litri d'acqua.
e per quel litro e mezzo d'acqua andiamo ad inserire un sacchetto monodose di disgregante. Chiudiamo e il nostro potty è pronto a fare viaggio. Bene, questa è un po' la soluzione che io ho adottato per le più disparate esigenze fisiologiche. Anche in cantiere sinceramente non vado molto volentieri nei Sebac, sono veramente luridi e maleodoranti, invece avere il proprio bagno personale a portata di mano è veramente una manna dal cielo delle volte. Mi raccomando, ogni volta che rientrate dal vostro giro lavate il potty, svuotatelo nelle apposite aree, non disperdete le cose in giro e niente. Io lo trovo veramente una soluzione comoda, non sono un grande fan dei separate, dei sistemi a secco e mi trovo bene così, insomma. Va bene, spero questo video vi possa essere stato utile, vi ringrazio di essere stati con me anche in questa spiegazione un po' insolita e vi ricordo di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao belli!